tutti voi buona giornata, ben trovati a questo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Arriverà nel primo pomeriggio di oggi all'aeroporto di Ronchi dei Legionari il capo dipartimento nazionale della protezione civile Fabrizio Curcio, che poi raggiungerà la sede, il quartier generale della protezione civile di Palmanova per fare il punto sull'accoglienza dei profughi ucraini. Ancora diverse le questioni aperte che saranno poste sul tavolo, poi una visita al centro di prima accoglienza di Ugovizza e all'hub sanitario allestito in Fiera Udine. A più di un mese dall'aggressione della Russia all'Ucraina e quando sono già centinaia e centinaia i profughi in fuga dalla guerra ospitati in Friuli Venezia Giulia, sono ancora diverse le questioni aperte sul fronte dell'accoglienza. Temi come quelli dei rimborsi, delle strutture da destinare alle famiglie ucraine, ma legati anche all'integrazione, come ad esempio la carenza di mediatori da impiegare nelle scuole. Questioni che oggi saranno affrontate con il capo dipartimento nazionale della protezione civile Fabrizio Curcio, che torna in regione a 2 settimane dalla visita del 21 marzo assieme al premier Mario Draghi. Curcio atterrerà nel primo pomeriggio all'aeroporto di Ronchi per poi raggiungere il quartier generale della protezione civile regionale. A Palmanova si riunirà il comitato regionale per l'emergenza con Curcio, il presidente e vicepresidente della regione Massimiliano Fedriga e Riccardo Riccardi, il direttore della protezione civile regionale Aristei, i 4 prefetti del Friuli Venezia Giulia, i sindaci dei comuni capoluogo, il presidente dell'ANCI e i vertici delle direzioni sanità, lavoro, autonomie locali, infrastrutture e territorio, servizio volontariato e prevenzione della regione. Al termine della riunione è in programma l'inaugurazione dei nuovi uffici della protezione civile regionale, quindi ci sarà il trasferimento al presidio di prima accoglienza allestito dalla protezione civile alla barriera autostradale di Ugovizza. Qui, esattamente come accade a Fernetti, vengono distribuiti ai profughi generi di prima necessità. La visita di Curcio terminerà in serata con la visita all'hub sanitario per i cittadini ucraini in Fiera a Udine. Un incendio è divampato nella notte all'interno di un ristorante giapponese a Tavagnacco, ingenti danni, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Fiamme nella notte in un noto ristorante giapponese a Tavagnacco. Si tratta del To Sushi Restaurant al primo piano del complesso Corte Smeralda in via Nazionale. Il rogo si è propagato all'interno del locale intorno alle 2, quando il ristorante era ormai chiuso da alcune ore. Le fiamme, forse scaturite da un cortocircuito, si sono estese coinvolgendo i mobili frigoriferi e gli elettrodomestici presenti tra l'ingresso e il bancone del bar. Il fumo ha invaso tutto il locale, annerendo mobili, pareti, soffitti e l'area esterna dove erano presenti alcuni arredi, anche quelli coinvolti dalle fiamme. È a quel punto che un passante ha notato l'incendio e ha lanciato l'allarme chiamando 112. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco del comando di Udine con una decina di mezzi. In breve tempo i pompieri hanno domato l'incendio, evitando che il rogo si estendesse ulteriormente nell'ala nord della corte, coinvolgendo altri negozi. I periti dei vigili del fuoco di via Popone sono ora al lavoro per valutare le cause del rogo. L'immobile non ha subito danni strutturali, ci ha riferito il funzionario dei pompieri Valmore Venturini, ma ha distrutto l'impianto elettrico, quello di climatizzazione e oltre una decina di tavolini e gli arredi del bar. I danni più ingenti sono stati creati soprattutto dal fumo e da un estintore antincendio scoppiato a causa del calore, mandando in frantumi i cristalli da alcuni serramenti. Il ristorante sarà posto sotto sequestro, comprensibilmente avviliti i titolari e lavoratori del To Sushi Restaurant, che hanno raggiunto il proprio luogo di lavoro fin dalle prime ore di oggi nel tentativo di rendersi utili e di valutare l'entità dei danni. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Sul posto, per vari sopralluoghi, anche gli uomini della Polizia di Stato di Udine e i carabinieri di Tavagnacco. È stato conferito a Sparcasse, Cassa di risparmio di Bolzano, il premio Guido Carli Elite organizzato dal gruppo editoriale Milano Finanza per premiare le società leader del settore finanziario in Italia. Lo stesso riconoscimento è stato attribuito all'amministratore delegato e direttore generale della banca, Nicola Calabro, come migliore banchiere regionale per la costruzione di un nuovo gruppo bancario nel territorio del Nord-Est. Sparcasse, ricordiamo, ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto sull'intero capitale sociale di Civibank che partirà il prossimo 8 aprile e si concluderà il 6 maggio.
L'amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro sta installando sul territorio delle biotrappole per contrastare la presenza delle processionarie che con il loro pelo urticante possono causare gravi problemi alle persone. Nel corso dell'inverno, spiega l'assessore all'ambiente Paolo Ciubei, sono stati rimossi ed eliminati 2580 nidi. In aggiunta a ciò si stanno installando in tutta la località trappole per la cattura delle falene, al fine di ridurre la possibilità della deposizione delle uova e giungere ad un controllo e ad una riduzione progressiva della processionaria senza però disperdere insetticidi. Lo scorso dicembre il Ministero delle Politiche Agricole, spiega il Comune di Lignano Sabbiadoro in una nota, ha abrogato i provvedimenti obbligatori di contrasto alla diffusione della processionaria, insetto molto pericoloso per l'uomo, gli animali e gli alberi, a partire dai pini. La decisione ministeriale, purtroppo, prosegue la nota, non coincide con la sparizione di questo lepidottero che anzi ha invaso numerose città e infestato le chiome di tantissimi alberi. L'allestimento di un'aiuola come occasione di inclusione sociale e di interazione con il territorio per persone adulte con disabilità. È quanto ha fatto l'Associazione Comunità del Melograno a Lovaria di Pradamano. Può un piccolo angolo fiorito di un piccolo borgo del Friuli rappresentare una dinamo di entusiasmo e un esempio eccellente di inclusività sociale? Sicuramente sì, se quell'angolo è l'aiuola che i ragazzi della comunità del Melograno hanno creato e riempito di fiori e piante colorate a Lovaria di Pradamano. In collaborazione con il comune di Pradamano, rappresentato nell'occasione dal vice sindaco Andrea Zorzini, gli attivi ed entusiasti ospiti della comunità si sono impegnati per griffare con la loro energia lo spazio che circonda il piccolo monumento dedicato ai donatori di sangue in via Toscanini, a pochi passi dalla sede della comunità del Melograno. L'intervento rientra nel novero delle iniziative del progetto di comunità presentato dall'associazione presieduta dal professor Giorgio Dannisi e che ha per obiettivo l'integrazione e l'inclusione sociale dei propri ospiti, offrendo loro percorsi personali sulla strada della autonomia nel rispetto del proprio diritto di autodeterminazione. Alla fine dei lavori nella aiuola a Lovaria, coordinati dall'equipe di volontari e collaboratori della comunità del Melograno, il risultato è stato soddisfacente, tanto che i ragazzi che hanno lavorato come giardinieri già guardano alla iniziativa successiva che sarà messa a calendario nelle prossime settimane. La Danieli di Butrio ha consegnato ieri le targhe con la Stella Danieli 2021 per merito sportivo a 5 atleti che con le loro imprese hanno dato lustro alla nostra regione. Sentiamo allora i due mondiali, Antonio Fantin e Francesco Ippolito. Antonio Fantin, oggi per te un nuovo premio, Stella Danieli per merito sportivo. Non ci si stanca mai di raccogliere riconoscimenti? Assolutamente no, soprattutto in questo contesto, anche in virtù del fatto che Danieli e la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico ormai da diversi mesi, più di un anno fa eravamo qui, proprio in occasione della collaborazione che si è instaurata fra questi due leader nei propri settori a livello internazionale, e quindi è un piacere e un onore essere qui per questo premio oggi. Un binomio vincente, tu sei un campione sempre sul pezzo. Già dimenticati i successi estivi e guardi avanti o ogni tanto ci ripensi? Assolutamente, penso che la memoria sia importante, riguardare dove si è arrivati e da dove si è partiti è fondamentale, ma è importante anche evitare di autocelebrarsi troppo, guardare sempre nuovi obiettivi futuri. Alla fine credo che la vita di ognuno di noi sia fatta soprattutto da obiettivi e quindi guardare il presente per costruire il futuro. Francesco Ippolito, un grande premio per te, un riconoscimento dalla Danieli, che per te cosa significa? Per me significa molto, è una grande soddisfazione per me e comunque è un onore aver ricevuto questo premio da questa grande azienda. Sono molto contento. Senti, ti aspettano, tu sarai rappresentante dell'Italia ai mondiali negli Stati Uniti, cosa provi a rappresentare il tuo paese in questa maniera? È assolutamente un grande orgoglio, un motivo per me di grande felicità. Sarà una grande manifestazione, l'equivalente di un'Olimpiade degli sport non olimpici. Sarà dura, ma io darò il massimo per rappresentare la mia nazione.
Ed ora parliamo del pattinaggio a rotelle in linea, uno fra gli sport maggiormente praticati nel periodo della pandemia. Ce lo racconta la campionessa mondiale del 2008, la pordenonese Giulia Bongiorno, che oggi allena una squadra di piccoli atleti. Dopo tanti anni di attività agonistica a livello nazionale, europeo e mondiale, ho deciso di dedicarmi poi alla mia carriera lavorativa ed allenatrice. Ho pensato che fosse bello trasmettere quello che avevo imparato in tanti anni di attività agonistica ai ragazzi della società sportiva di Pordenone Skating Club Comina, che è la mia società di appartenenza, quella in cui sono cresciuta e grazie alla quale ho avuto i miei migliori risultati, cercando di portare loro a fare almeno una parte delle esperienze che io ho avuto la fortuna di vivere, e quindi adesso comincia la nostra stagione agonistica. Abbiamo fatto un campionato italiano, ne dovremo fare altri 2 e auguro alle mie atlete tante soddisfazioni a prescindere dai risultati, perché comunque sono atleti ancora molto giovani che avranno molte opportunità di crescita, quindi auguro loro il meglio. Quindi uno sport che si sta allargando, che sta ricevendo sempre maggiori consensi. Sì, ha avuto soprattutto in ambito regionale un momento di decadimento con molti pochi iscritti. Invece negli ultimi anni, anche grazie al Covid, che sembra strano da dire, però eravamo una delle poche discipline che si potevano praticare all'aperto. Essendo uno sport individuale non c'erano contatti, quindi abbiamo potuto anche per i più piccolini dare l'opportunità di fare un'attività sportiva all'aperto che fa bene al corpo e alla mente, e i numeri sono cresciuti molto, quindi abbiamo moltissime aspettative per il pattinaggio in linea a rotelle in ambito regionale. Per la prima volta il Vinitaly dedica un'area tematica alla mixologia e sarà inaugurata con una grappa cocktails della masterclass Nonino, De Grappa Evolution, con Salvatore De Maestro calabrese. Siamo molto felici di aver aperto ancora una volta la strada a tutto il settore e di aver fatto apprezzare la grappa, affascinante distillato dalla grande personalità, ai bartender di tutto il mondo, è il commento di Casa Nonino, che avviò una rivoluzione nel 1973 con l'evoluzione della grappa nei cocktail. La famiglia Nonino si dedica alla distillazione dal 1897, quando il capostipite Orazio Nonino si stabilì a Ronchi di Percoto. Noi ci fermiamo qui, restate sintonizzati su Telefriuli, tra pochissimo l'appuntamento in diretta con A Voi la Linea. Arrivederci.